Si è aperta così la 95esima adunata nazionale degli alpini, la solenne cerimonia dell'alzabandiera da Piazza dei Signori, emozione condensata nel cuore della città più alpina d'Italia, stretta ad intonare le note dell'inno nazionale. Per onorare i caduti, la cerimonia è avvenuta in collegamento con i 4 sacrari della provincia e con una postazione sul Monte Ortigara. Emozioni come sempre, ecco, anche se sono cerimonie che noi ripetiamo da sempre, l'alzabandiera, quindi l'onore alla nostra patria, alla nostra identità, l'onore e il saluto ai nostri caduti, coloro che hanno sacrificato la vita per la nostra patria e per la nostra realtà. Ecco, credo siano quei momenti che fanno quello che i nostri veci hanno voluto mettere sulla colonna mozza dell'Ortigara, per non dimenticare. Adunata che richiamerà oltre 400.000 persone, che è attesa da 33 anni. Per Vicenza, unica città d'Italia che detiene la propria bandiera, decorata con 2 medaglie d'oro al valor militare. La bandiera di Vicenza è una bandiera straordinaria, nel senso che è l'unica del nostro paese con 2 medaglie d'oro. La medaglia d'oro chiaramente per la battaglia legata al Risorgimento e la medaglia della Resistenza, quindi è una delle più prestigiose a livello nazionale e la piazza ha voluto rendere onore in maniera speciale alla nostra bandiera. Ebbi modo proprio nei preparativi di questa 3 giorni di adunata di affermare che scriviamo una pagina della storia di Vicenza. Così sicuramente sarà, ecco, l'affluenza anche dei cittadini sta a testimoniare, uno, quanto siano ben amati gli alpini, in secondo luogo, ecco, quanto, ecco, la partecipazione del tessuto sociale è partecipativo e quindi è molto vicino non solo alla città ma ecco, a tutto il mondo alpino.